Mago Reginaldo, mago! Se la donna la tegala sa, non è colpa dei pianeti, è colpa tua che ti dà un carattere da testa da cantante. Mago, siamo in diretta! Da cantante con l'autotune. Abbiamo provato a fare una sorta di rito, ma non so se è andato di rito o di storto. Comunque, Ok, va benissimo, andiamo avanti. qua che c'è scritto tutto, è già qua nell'aere chi vince o chi perde o chi pareggia, eventuali Marcatori. e anche eventuali espulsi. ricorda A me tutto. scrivo tutto nel libretto nero. Un grimorio, quasi quei libri delle magie antiche. Grimorio che te chiama? No, vabbè, lascia stare, no, il grimorio, vabbè, Attualità si chiama così, oggi tra l'altro buon onomastico è San Grimorio. sì. Martire. Ma non è un nome. San Grimorio Martire. Sì, ecco. Guarda, non la casca mia. Ma è magia? Ma è magia? No, c'è scotch. Udinese 0, Verona 1, ha segnato che rete. Ha muniti tanti Ma no, ma è... e ha vinto la bottiglia il signor Alessandro Felici. Vabbè. Perché Angelo, tu sei, oltre che sindaco, ma sei anche selezionatore e mister della Nazionale Italiana Sindaci. Siete stati di recente a Coverciano. In quella sede abbiamo definito anche un accordo con Nazionale Cantanti e quindi avremo 2 partite. Anche noi faremo una partita nazionale Maghi Barucconi contro nazionale cantanti con l'autotune. Che più o meno, insomma, Barucconi entrambi. contro Barucconi, dove il ricavato andrà interamente devoluto a chi vinse. Ma che finalità è, scusi? Sono barucconi. Invece questo è il nostro gagliardetto. Non detto- vedo mia le buse. Era raffinata questa. Però sarebbe stato stellare, fare Gagliardetto con anche Anzi, io lo propongo. Questo è vostro e anche la maglia. Che spettacolo. Beh, grazie, grazie. Beh, anch'io allora vi Ma io dovrei la dare la giacchetta, maglia, adesso ma che non lo- che l'ho, vi dono la canottiera. No, lascia stare, ma lascia stare.